Il diritto alla salute è un diritto fondamentale, costituzionale, e noi ci battiamo anche nel nome di donne straordinarie come Tina Anselmi, che volevano una sanità che curasse chi da solo non ce la fa, come dice la nostra Costituzione. Approda all'ospedale di Sant'Orso la campagna del Partito Democratico per una sanità diversa. A una manciata di chilometri da dove Tina Anselmi, madre della sanità per tutti, è vissuta, ha studiato e si è formata. Noi difendiamo la sanità pubblica universalistica dai tagli e dalla privatizzazione che porta avanti la destra che governa. Continuano a mentire e dire di aver fatto il più grande investimento sulla sanità pubblica nella storia. Sanità per tutti vuol dire anche possibilità di cura per tutti, possibilità di accedere a visite ed esami senza dover aspettare anni per una prestazione. In ballo, infatti, c'è anche l'enorme buco nero delle liste d'attesa. Lo sanno che ci sono i reparti che si svuotano, mancano gli infermieri e i medici, e quello che accade è che le liste d'attesa si allungano all'infinito. Non è possibile aspettare un anno e mezzo per fare una gastroscopia o una mammografia, vuol dire uccidere la prevenzione in Italia. Una situazione che, come hanno già sottolineato molte altre voci, rischia di andare a ingigantire il settore privato per una regola che una volta era l'eccezione, ma che potrebbe diventare una drammatica normalità. Chi ha i soldi da solo va dal privato e salta l'attesa, e chi però non ce li ha sta rinunciando a curarsi. Sono 4 milioni e mezzo di italiani in queste situazioni. Noi con le altre opposizioni abbiamo proposto 5 miliardi e mezzo in più sulla sanità pubblica per assumere i medici e gli infermieri che mancano e per riuscire ad abbattere davvero la lista d'attesa.